Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo pronti? Possiamo iniziare? Vado. Vai. Allora, dai. Buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, ma è anche naturalmente Made in Polesine Web TV. Come va? Tutto bene? Noi siamo pronti ad iniziare una nuovissima puntata di Made in Polesine, come sempre con Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno, ciao Davide. Ciao, trascorsa settimana. Io sì, tu so che sei reduce da una scampagnata. Da una scampagnata dove hai fatto sesso quanto basta, quindi questo ti vedo un po' più... questo già è una bella cosa. Già un bel lavoro. Ti vedo bello carico, complimenti. Benissimo, dai. Questa è una cosa che si dovrebbe fare un po' più spesso. Sì. Parlo della scampagnata, Anche l'altro. anche l'altra cosa. Dai, allora, nuova puntata di Made in Polesine, si può fare anche a casa, però. Ma hai preso la sedia alta? Non c'è bisogno di... No, se sei tu con la sedia alta. Io nano. Vabbè, perché dovete... Naturalmente voi non potete vedere perché... Ci sono due sedie comunque con dei livelli diversi, perché guarda, il ragazzo sei con il ragazzo non può si offendere. Vabbè, dai. Allora, dai. Sono dati, sono fuori onda che a voi forse non interessano. Ma forse così, dai. I titoli di oggi: allora, bella iniziativa comune di Adria, poi ARPA uguale acque scure in Polesine, e poi sicure. Acque sicure. Ma c'è scritto scure. No, è sicure. Ripetimi il titolo. Allora, riavvolgiamo. Allora, ARPA uguale acque sicure in Polesine. Va bene così. Ok. E poi hai scritto tu. Cominciano fra poco le scuole puntini. Cosa vuol dire? E non si può dire, dai. Furti e rapine non siamo più in un'isola felice, insomma, ecco, diciamo, anche noi. Poi fanfara dei carabinieri di Portoviro. Questo è appena arrivato a casa delle ferie, lo scusiamo. Correggo, a Portoviro, vabbè. Vogliamo dire una cosa. Sì. Oggi festeggiamo 4 anni di Made in Polesine, 216esima puntata. E quindi non è ma che bravi che siamo stati. Forse anche noi non ci credevamo quando è vero. Abbiamo iniziato, però insomma 216 puntate, insomma non sono poche, siamo qualcosina di quasi importante. Come Sentieri. Sai che Sentieri ha festeggiato 72 anni? 72 anni? Sentieri? 72 anni che lo fanno. Forse un po' di più loro di puntate, qualcosina in più sicuramente c'è. 72 anni, vuol dire che ci sono i nipoti dei nipoti dei nipoti. È una stirpe proprio che continua. Dai, detto questo, dai, ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Ed eccoci, allora, ci siamo un po' ripresi, finalmente abbiamo scritturato bene quelli che sono i nostri titoli, e adesso andiamo ad evidenziare il primo, perché è una cosa molto, molto importante. Bella iniziativa del comune di Adria. Di cosa si tratta? Allora, 4-5 anni fa circa, non è che sia proprio preciso, o 4-5 anni fa, sì, hanno inaugurato il reparto maternità e ostetricia ad Adria. Un'eccellenza 4 anni fa, lo ancora adesso, sai che c'è stato anche il rischio che lo dovessero chiudere, eccetera, eccetera, però è uno dei pochi posti in Italia e in Veneto dove si fa anche il travaglio dolce dentro nell'acqua, il bambino può nascere senza traumi, eccetera. E c'è un'iniziativa da parte del comune di Adria, in particolar modo si ringrazia Sandra Moda, che è l'assessore appunto predisposta a questi vantaggi, perché c'è uno sconto del 20% nelle farmacie, c'è la possibilità di ottenere anche delle agevolazioni, e a loro volta ci sono dei fondi speciali da parte della regione per l'assistenza prenatale di 4.500.000 euro. Questo è un bel lavoro, è veramente una cosa interessante. Perché? Perché tra l'altro la nostra provincia, come quasi tutte le province del Veneto, ma anche in Italia, diventa sempre più vecchia. Il Veneto ha tra le poche regioni
un saldo positivo, nel senso che si fanno quasi 2 figli a famiglia, però nel resto d'Italia si raggiungono cifre veramente impressionanti. La Basilicata, leggevo, che praticamente non si fa più figli, basta, quindi sta invecchiando, eccetera. Quindi incentivare questo anche in questi sistemi, quindi speriamo che il comune di Adria, quello che ha fatto appunto l'amministrazione adriese, sia di buon esempio anche per le altre amministrazioni, e noi lo sottolineiamo che è una cosa molto importante. Poi se si incentivano, se le persone hanno la possibilità di non solo di far nascere i loro figli in ambienti sempre migliori, tipo appunto il reparto ostetricia di Adria, ma anche avere l'assistenza, avere gli asili sempre più gratuiti, perché chi ha un figlio sa cosa vuol dire. I pannoloni, per esempio, che avessero l'oliva al 2% invece del 22% sarebbe cosa buona e giusta, esatto. Costerebbe niente farlo, vabbè. Quindi detto questo, noi facciamo un chapeau all'amministrazione Barbierato e speriamo che anche altre amministrazioni copino questo. Esatto, chapeau. sì, chapeau veramente. Bravi. Per l'iniziativa. Dai. Allora, primo argomento esaurito, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E ripartiamo sempre con Made in Polesine di questa settimana, e adesso il secondo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di ARPAV, che vuol dire acque sicure in Polesine. Sì, c'è stato un monitoraggio, sappiamo che fino a poco tempo fa sembrava avessimo le acque più inquinate del mondo, invece l'ARPAV, che è appunto l'ente che sovrintende predisposto per i controlli, ha fatto dei controlli in Basso Polesine, tra gli altri nelle acque marittime di Rosolina, Portovilo, Portotolle e Albarella, quindi con 9 stazioni a Rosolina, 2 stazioni a Portovilo, 2 monitoraggi, sì. 8 a Portotolle e 1 a Albarella, e le nostre acque sono risultate balneabili. Sì. Questa è una buona notizia, certo. Questo ci fa piacere, anche perché poi dopo da una parte abbiamo allarmismi sempre più grandi, tipo la PFAF da una parte, l'inquinamento di plastica dall'altra, sembra che il nostro mondo debba finire entro il 2050, invece poi dopo ci sono queste notizie che spero siano confermate e siano veritiere, non siano fake news, ma comunque ci fa piacere appunto che abbiano riscontrato che ci sono, le nostre acque insomma sono abbastanza buone, sicure. Ecco, sì. Che dire, innanzitutto che bisogna insistere in ogni caso per un movimento pubblico verso non inquinare, esatto, sì. Quindi istruire i bambini, noi per primi. Effettivamente vai in spiaggia, trovi un sacco di roba sul mare, e pannoloni sporchi, e plastica, e questo e quest'altro, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo è solo fondamentalmente maleducazione per quanto riguarda quello che viene buttato in mare. Dopo però le cose nascono dal Monviso in giù, e c'è di tutto e di più, quindi fabbriche che inquinano, allevamenti di ogni tipo che poi buttano le acque nel Po, eccetera, arriva tutto eccetera, qui arriva alla tutto fine. A margine di questo discorso qua, faccio anche un discorso che a Rovigo hanno fatto un sondaggio, molte persone non sono andate in ferie quest'anno, perché qualcuno dice perché non c'aveva voglia, gli altri, io dico perché anche pochi baiò. No, ma comincia a esserci un pochino manca la materia prima, manca la materia prima. Molti sono rimasti a casa e molti hanno preferito magari non venire nelle nostre spiagge, chi ha avuto la fortuna e possibilità di muoversi, e sono andati da una parte in Sud Italia e da una parte all'estero. Quindi, visto che stiamo parlando di acque buone, e quindi cosa buona e giusta, e le nostre spiagge hanno dimostrato di essere abbastanza pulite, però se adesso facciamo un ulteriore sforzo, che diamo un'offerta anche più moderna delle nostre spiagge, rimettere a posto certi appartamenti che sono obsoleti, ma soprattutto anche i costi, perché con quello che si paga andare in vacanza a Rosapineta una settimana, si va una settimana a Sharm el Sheikh all inclusive in albergo con gli aerei. Insomma, ed è un'altra cosa, insomma, ecco, diciamo, è un'altra cosa, però ecco, è tutto da rivedere. Vabbè. Ma chi siamo noi? Insomma, ecco, sono cose che è giusto sottolineare, evidenziare, perché insomma questo rapporto rende bene l'idea di quanto si paghi nelle nostre zone, forse
forse anche senza forse, in maniera esagerata. Veramente. Sì, adesso poi finiamo il discorso, ci siamo cascati per link, nel senso che parlavamo di LARPA, adesso stiamo parlando del turismo, però se effettivamente certi costi non puoi abbatterli, perché sappiamo chi ha un'attività, i costi di personale, i costi di utenze eccetera, quelli sono allora ci dovrebbe essere un incentivo da parte dello Stato, solo modificando l'IVA dal 22 farla un pochino più umana per chi ha attività turistiche, sarebbe cosa buona. Invece arriverà al 25. Vabbè, noi siamo un po' come Taffazzi era quello che aveva la bottiglia di plastica e se la piccavano i maroni, noi siamo uguali. Ci sentiamo tra poco per continuare il Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, siamo pronti a continuare la nostra puntata odierna, e adesso parliamo di scuole che cominciano fra poco, insomma, non manca tantissimo, insomma. Manca neanche un mese, quindi cominciano tra poco e puntini. E come sempre ci sarà mica una polemica su questo? No, la polemica è ormai secolare. Da quando andavo a scuola io tra l'altro, sai che ti ho detto che abbiamo fatto un comitato di ex diplomati del 1976, quindi ero a scuola nel 1976 e mi ricordo che arrivavano i professori di ruolo più o meno a novembre-dicembre. Sì. Dal 1976 ogni anno qualche ministro dice dell'istruzione: cambieremo, quando si cominceranno le scuole ci saranno sempre già pronti i docenti, siamo a posto, eccetera eccetera. Quest'anno in provincia di Rovigo mancano 451 insegnanti, di cui 318 ordinari e 183 di sostegno. E siamo nel 2019. E siamo nel 2019. Mancano 3 settimane al suono della prima campanella dell'anno scolastico 2019-2020 e nelle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto mancano in Veneto 7.821 insegnanti, di cui 2.284 di sostegno. Le province più in sofferenza sono Treviso e Venezia, però anche da noi mancano 451 insegnanti. Cosa si farà? Quale sarà il rimedio? Una delle cose che mancano, sono venuti a mancare i concorsi, nonché i posti di abilitazione, in particolare per gli insegnanti di sostegno. 50 e più anni che c'è sempre questo problema. La domanda è questa: ma perché? Cioè, finiscono le scuole a giugno e ricominciano a settembre. Avete 3 mesi che penso, cioè in 3 mesi in Cina ho visto che hanno fatto un palazzo, in Giappone ha fatto un grattacielo in 3 mesi alto 86 piani e noi non riusciamo neanche a fare un concorso. C'è da fare questo concorso, si fa, basta, cioè, dopo c'è da fare 1 miliardo di altri discorsi che non vogliamo assolutamente toccarli, tipo trasferimenti dal sud, dal nord, eccetera eccetera eccetera, gente che magari viene qua a insegnare un giorno, poi dopo va in malattia e poi ritorna, eccetera. Vabbè, insomma. E tu, cioè, ma sono 50 anni che ci sono questi problemi qua. Quindi dopo diciamo che effettivamente analizzando un pochino i social vediamo che il livello culturale sta sempre di più abbassandosi. Io ho fatto un post una volta di l'H questa sconosciuta, perché quando si scrivono i post su Facebook vedi che il 90% della gente non mette l'H, hanno senza H. Quindi, e questo è anche determinato dal fatto che se i nostri ragazzi cominciano ad avere gli insegnanti che vengono assegnati per l'anno scolastico a dicembre, addirittura qualche volta a febbraio-marzo, e poi dopo arrivano degli insegnanti che stanno là 2 giorni e poi vanno via, oppure insegnanti che ne sanno tanto come loro, c'è qualcosa da rivedere. Sì. È uno allora faccio l'ultimo inciso perché siamo lunghi un pochino, però ci sono 3 cose fondamentali che in uno Stato ci deve essere: il diritto, l'istruzione e la sanità. Eravamo eccellenti nella sanità, adesso un po' meno. Nel diritto sappiamo quante polemiche ci sono. La scuola, io ho finito nel 1976 e ci sono ancora gli stessi problemi ancora messi uguali, quindi cominciamo da questi 3 campi. Vedrai che dall'anno prossimo cambierà. Dall'anno prossimo adesso poi si farà il governo nuovo, arriverà un ministro nuovo dell'istruzione che naturalmente rivoluzionerà tutto. Sono convinto di questo. E sono convinto che anche lui dal prossimo anno non ci saranno più precariati. Risolverà tutti questi problemi qua, sicuro. Ci metto niente. Anche perché ultimamente lo stai usando molto. Ci sentiamo tra poco.
Siamo ripartiti e pronti a continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso un altro titolo che non è che ci rallegri più di tanto, insomma, ecco. Furti e rapine, non siamo più in un'isola felice. Come mai questa cosa? Allora, sono aumentati. Prendo spunto però da un fatto che è successo martedì tra Portoviro e Taglio di Po. Praticamente un quarantenne, che ci sono solo gli iniziali, non sappiamo chi è, comunque non polesano però che abita in Polesine, ha fatto una rapina presentandosi col coltello in un vendo oro a Taglio di Po e poi è andato a fare la stessa rapina in un vendo oro a Portoviro. Già il fatto che si facciano rapine, così ha detto nello stesso giorno, così mi libero e così domani ho la giornata libera, cioè sono in ferie. Poi, a parte gli scherzi, insomma. Ad Adria ci sono stati furti negli appartamenti, addirittura furti con il palo, quindi non sono più i topi d'appartamento, ma sono anche dei professionisti. Quindi che dire che anche da noi comincia ad affacciarsi questo problema. Io mi ricordo che fino a pochi anni fa si lasciava la chiave sulla porta, non c'era nessun problema, si andava a dormire con la chiave su e penso succedesse una volta ogni 20 anni che qualcuno andava a rubare nelle case. Adesso comincia ad essere una cosa abbastanza frequente, negativamente frequente. Che dire, fa parte dell'incattivimento della nostra società e soprattutto della mancanza di risorse economiche da una parte e la necessità, perché tutti non vogliamo stare indietro, di mantenere un regime di vita non adeguato alle nostre possibilità. E qua ricaschiamo sul post di prima, secondo me. Anche qua è una questione culturale, è una questione, sì, praticamente una persona che sì, è più facile trovare queste deviazioni una persona che magari non è istruita, ma adesso non voglio fare un discorso razzista perché forse magari sbaglio. No, ma forse è una questione secondo me anche di mentalità, perché bisogna apparire, bisogna far vedere anche quello che effettivamente non si è o non si può, perché ci sono dei momenti durante la vita che degli alti e dei bassi, e quindi però adesso sembra quasi può adeguare a quello che è allo stato attuale, invece sembra un peccato mortale, esatto, e questo, e poi dopo ci sono queste storpiature, nel senso che anche la rapina che hanno fatto a Taglio di Po l'hanno trovato 2 secondi dopo, quindi sono anche, questo qua è un dilettante dello sbaraglio, e però ha ammesso che gli serviva per andare a giocare con le macchinette, quindi è un cerchio che si chiude ed è, come ripeto, secondo me una questione anche culturale. Se si cominciasse un pochino a leggere di più sarebbe meglio, eccetera eccetera eccetera, e si parlasse meno anche a slogan e si ragionasse un po' di più. Ma chi siamo noi? Detto noi, poi da 2 centroni come noi vuol dire che vabbè, vuol dire che siamo messi male. Vabbè, comunque dai, solidarietà innanzitutto ai commercianti che hanno subito queste rapine, e anche alle varie abitazioni che vengono violentate, perché secondo me quando uno viene a rubare a casa tua, che magari porta via l'oro della cresima della comunione della figlia, ti rovescia la casa, ti violenta, è una violenza grande, anche se non trova niente, anche il fatto solo che ci sia entrato qualcuno sei andato un po' a rovistare nelle tue cose, insomma questo qua è già un penso sia un trauma che a chi lo subisce se lo porta via per un po' di tempo. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Ultimissimo argomento di oggi, ma non per questo, come diciamo sempre, meno importante. Parliamo della fanfara dei carabinieri a Portoviro. Allora, per il martedì Saga in Piazza al Marti, che secondo me è, al di là del titolo, geniale, ma anche una bella iniziativa che ogni anno aumenta sempre di più di valore e di presenze. Martedì scorso è arrivata la fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maresciallo capo Andrea Bagnolo. Allora, secondo me, tra i nostri corpi militari, i più simpatici secondo me sono i carabinieri. A me i carabinieri piacciono perché sono inseriti nel territorio, gente con la quale ci puoi ragionare, eccetera. Mi piace, mi è piaciuto in particolar modo l'esibizione che hanno fatto, la fanfara del 3° Reggimento, che sicuramente eravamo sicuri del successo che poteva suscitare, ma le migliaia di persone che io
che ho seguito 3-4 volte Saga in Piazza al Marti, non ne avevo mai viste così tante. Bravi, a parte che quando poi fanno il va pensiero e quando fanno il silenzio eccetera, ti fanno venire la pelle d'oca. È un bellissimo ensemble e quindi veramente mi ha fatto piacere, e poi mi fa piacere che come me in tanti considerano i carabinieri l'arma nostra di riferimento. Di riferimento, sì. Di riferimento. Una volta c'erano molto più caserme, perché ogni paese aveva la sua caserma, adesso ce ne sono un po' meno, adesso magari alle 5:30 non li trovi più, le caserme sono chiuse eccetera, quindi magari io, se fosse possibile, le terrei aperte un pochino di più. C'è sempre qualcuno. Cioè, però ecco, questo qua è una piccola polemica. Non è che si chiude la caserma, si va a casa, cioè, nel senso... Questo fortunatamente no. Però poi i carabinieri, chapeau. Loro, veramente, dai. Quando si ha bisogno ci sono. Naturalmente è stato un successo, ricordiamo che la fanfara è stata istituita nel 1862, 7 reparti hanno una propria fanfara costituita da 32 trombettieri, e c'è la scuola marescialli e brigadieri di Firenze, la scuola allievi di Roma e Torino, il reggimento a cavallo e i battaglioni mobili di Napoli, Palermo e quello forse più blasonato di Milano, che è venuto a Portoviro. Bisogna fare dei ringraziamenti, perché secondo me sono stati bravi, all'associazione Carabinieri di Portoviro, alla Proloco di Contarina e la commerciale Flamenta, che ha tirato fuori i soldini, che ha fatto un po' da sponsor, diciamo. Sì. Bravi. Chapeau, veramente piacevolissima come giornata. Bene, allora abbiamo di fatto concluso la puntata di oggi di Made in Polesine. Mancano solamente i saluti finali che arriveranno tra pochissimo. Ed eccoci qua, allora, pronti per la conclusione di Made in Polesine di oggi. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo, però prima adesso abbiamo anche una novità, no. E a partire da questa puntata solo sarà una cosa sporadica, questa quasi, è una cosa proprio... Guarda, allora Leandro Maggi ci leggerà una poesia, non è mia, non è tua, no, fortunatamente non è tua, no. Allora, siccome siamo in crisi politica eccetera, sì, noi non parliamo quasi mai di politica, sì, però delle volte ci sono delle genialità, ci sono dei geni che fanno delle cose che dici, ma come ha fatto ad arrivarci? Dai. Gianni Rodari era lo scrittore dei bambini e ha fatto una poesia che si chiama Il dittatore. Il dittatore. Ogni riferimento è puramente voluto. Un punto piccoletto, superbo ed iracondo, dopo di me gridava: verrà la fine del mondo. Le parole protestarono: ma che grilli hai per il capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto e a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Vabbè, insomma, e chi ha orecchie per intendere intenda, e gli altri, e chi vuol capire capisca, dai. Gli altri non roulotte. Vabbè, dai. Perdonatelo. Questa era l'ultima chicca, insomma. Questa è geniale. Sì, geniale. L'ultima chicca di Made in Polesine di oggi. Bene, ci sentiamo la prossima settimana, quindi l'augurio di un buon proseguimento di giornata, di un buon weekend a questo punto, e ci sentiamo giovedì prossimo. E adesso il nostro classico countdown: 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.